Una vera e propria guerra silenziosa si sta scatenando dietro le quinte del mercato dei trasferimenti. E ora Napoli e Juventus sono testa a testa in una doppia disputa che potrebbe ridefinire l'attacco delle due squadre nella prossima stagione. Stiamo parlando di Jonathan David e Victor Osimhen, due nomi con milioni, ambizioni e rivalità. Come sempre. Qui sul canale avrete l'esclusiva del dietro le quinte e ciò che il giornalista Rai Ciro Venerato ha rivelato nelle ultime ore è semplicemente esplosivo. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché questa battaglia tra azzurri e bianconeri promette di infiammare l'estate italiana. Secondo Venerato, la Juventus è ufficialmente sulle tracce di Jonathan David. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già incontrato gli agenti del giocatore, presenti in Italia la scorsa settimana. L'interesse è concreto e fa parte di una strategia ben precisa. La Juve cercherà due nuovi attaccanti per la prossima stagione e David sembra essere una delle opzioni principali. Soprattutto perché potrebbe arrivare a costo zero, se dovesse concludere la sua partenza da Lille a fine contratto. Ma la mossa più audace arriva subito dopo. La Juventus ha fatto un'offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen, per una cifra pari a 80 milioni di euro più bonus. Una mossa che dimostra che Giuntoli, ex giocatore del Napoli, sa come convincere De Laurentiis. Anche se il presidente azzurro ha già fatto capire che il prezzo di Osimhen sarà più alto per i club italiani che per il mercato estero. Nonostante ciò, la Juve continua a insistere, vedendo nel nigeriano il leader offensivo ideale per il suo nuovo ciclo. Nel frattempo, il Napoli continua a trattare anche con Jonathan David, nome approvato da Antonio Conte e inserito nel piano di rinnovamento della rosa per la Champions League. Il club azzurro ha già presentato un'offerta superiore a quella dell'Inter, come riportato in precedenza, e continua a essere in testa alla corsa. Ma l'ingresso della Juventus potrebbe costringere la trattativa ad accelerare, con la possibilità di anticipare addirittura l'annuncio ufficiale. E non finisce qui. Secondo quanto riportato da Venerato, la Juventus starebbe monitorando anche elementi del calibro di Zirkzee, Djlund, Lucca e Kristovic, il che fa capire che l'attacco dell'albiceleste sarà completamente rimodellato e che la lotta con il Napoli non sarà solo sul campo, ma anche nelle stanze delle trattative. Con tutto ciò, lo scenario è chiaro: il mercato degli attaccanti in Italia è diventato un campo di battaglia. E Napoli e Juventus sono al centro della guerra. Da un lato, il club di De Laurentiis vuole rinnovare con qualità e mantenere il suo protagonismo europeo. Dall'altra, Giuntoli sta cercando di ricostruire la Juve con nomi che conosce, che vuole e che potrebbe anche rubare alla sua vecchia casa. E ora vogliamo sentire voi, tifosi del Napoli. Pensate che De Laurentiis dovrebbe accettare di vendere Osimhen alla Juventus per 80 milioni? E per quanto riguarda Jonathan David, il club dovrebbe accelerare per assicurarsi la sua firma prima che la Juve faccia la sua mossa? Commentate qui sotto. Condividete con gli altri amanti dell'azzurro e, naturalmente, ringraziate per aver sostenuto il canale e per continuare a seguire ogni mossa tesa e decisiva del nostro glorioso Napoli.